Quinto appuntamento con l'endocrinologia, un convegno che ormai è diventato un must per la nostra città e che vede diversi colleghi, insomma, del mondo della medicina a confronto oggi. Ecco, ma parliamo dei traguardi che si sono raggiunti in quest'ultimo anno? Allora, innanzitutto noi siamo veramente contenti di essere qua per il quinto anno ed avere l'opportunità di avere tanti relatori di spessore elevato che relazioneranno sulle patologie metaboliche, quindi sull'obesità, sul diabete, ma anche sulle patologie sessuali, le patologie andrologiche. È un convegno rivolto ad esperti ma anche medici di medicina generale, perché oramai il confronto con il collega di medicina generale è sempre continuo e quotidiano. Nell'ultimo anno, ma è ancora a venire, ci sono tante novità in termini di approccio farmacologico al diabete e anche all'obesità, che ci porteranno sempre di più a concretizzare questo tipo di rapporto di relazione tra specialisti e medici di medicina generale. Però dico, si sono fatti passi avanti, no? Da un punto di vista terapeutico in quest'ultimo periodo? Assolutamente sì. In questo momento c'è il boom, diciamo, delle terapie per perdere peso, se ne parla tanto. L'obesità è una patologia che seriamente interessa quasi un siciliano su due tra sovrappeso e obesità, paghiamo quasi intorno al 47%, quindi avere la possibilità di utilizzare delle nuove molecole efficaci sicuramente ci permette di raggiungere dei target che prima obiettivamente erano difficili. Anche nella diabetologia, insomma, assolutamente sì, parecchia strada. Assolutamente sì, abbiamo dei farmaci oramai, abbiamo la possibilità di utilizzare delle terapie che non sono soltanto rivolte all'abbassamento della glicemia. Oramai il nostro target non è semplicemente abbassare la glicemia, ma fare prevenzione cardiovascolare, fare prevenzione cardiorenale, e quindi anche là si concretizza un rapporto stretto di collaborazione con i colleghi nefrologi piuttosto che con i cardiologi, proprio nell'ottenimento di una visione anche olistica del nostro paziente. Negli ultimi anni il mondo del diabete mellito, dell'endocrinopatia, dell'andrologia si è arricchito veramente di moltissime novità in ambito terapeutico, di trattamento farmacologico e non solo, anche di nuove tecnologie che, applicate appunto a queste condizioni, permettono ai pazienti di vivere la loro condizione in una maniera veramente ottimale, migliorando notevolmente la qualità di vita dei pazienti e consentendo loro appunto di non essere più considerati dei malati, ma delle persone che hanno portatori di questa condizione, e che grazie appunto alle nuove terapie farmacologiche e alle nuove tecnologie permette loro di fare una vita diciamo normale, di essere partecipi a tutte le condizioni di vita lavorativa, sportiva e così via, come chi non è portatore di queste condizioni. Ecco, lei che è attento e quotidianamente vive questo lavoro, qual è la situazione nella nostra provincia, giusto per fare un po' un focus dentro la nostra realtà? La nostra provincia è appunto caratterizzata da un'alta percentuale di pazienti portatori di diabete mellito, di condizioni disendocrine, di patologie anche che interessano più peculiarmente l'uomo in ambito andrologico. Per fortuna la risposta che noi medici possiamo dare, grazie anche al supporto delle nostre amministrazioni sanitarie, ci permette appunto di poter dare delle ottime risposte e di permettere ai nostri pazienti di usufruire di quelle che l'attuale progresso ci consente appunto di poter dare loro. Allora, l'endocrinologia rappresenta una delle aree di competenza medica più importanti nel mondo che esistono. È fondamentale perché abbraccia la maggior parte delle cronicità con le quali ci si confronta. L'opportunità che ci viene data oggi di parlare ancora una volta di patologia endocrina ci consente nuovamente di rispostare l'attenzione su alcune delle condizioni cliniche che affliggono la maggior parte della nostra popolazione. Basti pensare al ruolo fondamentale del diabete
della patologia metabolica, Abbiamo dell'osteoporosi, superato questo traguardo, il ruolo dell'endocrinologia nella diagnostica differenziale dell'ipertensione, nella diagnostica della patologia renale cronica e così via. Noi abbiamo di fronte una sfida importante e l'ambito endocrinologico è la risposta che effettivamente il territorio può dare nell'accogliere e nel gestire la complessità della patologia, soprattutto della patologia cronica. Siamo arrivati alla quinta edizione delle giornate agrigentine delle malattie endocrine e oggi ci saranno tantissimi argomenti che riguardano la diabetologia, che riguardano l'endocrinologia in generale. Passeremo dalle patologie della tiroide sia su base autoimmune sia a componente nodulare che alle malattie endocrine, dove ci sarà un interessantissimo risvolto in relazione alle problematiche che riguardano la sessualità. Un altro momento importante è quello che vedrà discutere su un fenomeno estremamente importante nell'ambito sociale che è l'obesità, sui risvolti dal punto di vista terapeutico e su quelle che sono le opportunità di un corretto inquadramento e di una corretta gestione, in un momento in cui oggi la prevenzione diventa estremamente importante e anche tramite il trattamento dell'obesità possiamo fare prevenzione sulle malattie endocrine. Diciamo che si stanno facendo passi avanti tantissimo, mi riferisco in particolare alla diabetologia, insomma una malattia che purtroppo è sempre in aumento, però insomma i rimedi medici sono a buon punto, con diverse innovazioni anche tecnologiche. Assolutamente sì, sia dal punto di vista terapeutico, oggi nell'ambito del diabete di tipo 2 con le nuove molecole che oggi abbiamo a disposizione e che a brevissimo ci saranno a disposizione per trattare i nostri pazienti, ma anche nell'ambito del diabete di tipo 1 con le tecnologie di cui noi oggi parleremo, con l'utilizzo dei microinfusori, con l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio della glicemia. Oggi possiamo trattare sicuramente al meglio e possiamo risolvere tante problematiche anche nell'ambito della quotidianità, della socialità nei nostri pazienti.